Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sequestrata droga che avrebbe fruttato al dettaglio una somma vicina a 120.000 euro. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno effettuato un arresto in flagranza di reato nel quartiere Vucciria. Centro delle attività di spaccio, la casa di due fratelli, scoperti un panetto di cocaina da 1,2 kg, 270 dosi, 8 pietre per un valore totale di circa 1,5 kg e 250 grammi di hashish suddivisi in 3 panetti. Rinvenuta anche una macchina contasoldi. I carabinieri della frazione di Biancavilla hanno denunciato in stato di libertà 10 persone che in concorso tra loro si sono rese responsabili di reati di rissa aggravata, lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento in centro, in piazza Roma. La scintilla che ha fatto esplodere gli animi sarebbe stata l'ennesima uscita in pubblico di una coppia di giovani fidanzati, una 18enne di origini albanesi e un 21enne di origini marocchine. Da qualche mese infatti questa relazione sentimentale sarebbe stata apertamente osteggiata dai familiari della ragazza. Il bilancio è di 4 persone finite in ospedale per le ferite riportate. Un uomo di 78 anni, del quale i parenti avevano dato notizia di scomparsa da 24 ore, è stato trovato morto incagliato in un canalone. I familiari hanno avvertito i soccorsi che hanno iniziato le ricerche nella zona di Pietralunga, nella contrada Coscia del Ponte, a Paternò, dove l'uomo si sarebbe recato per raccogliere arance con un amico. Il Codacons ha presentato un esposto in procura riguardante le lunghe liste d'attesa per le visite ed esami specialistici negli ospedali di Catania. L'associazione ha denunciato che i cittadini sono costretti a rivolgersi alla sanità privata con elevati costi a loro carico, mentre chi non può permettersi tali spese è costretto a rinunciare del tutto alle cure mediche. Con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.